Marca, Spineda di Riese Piodecimo e via Cendrole, lo scontro tra un furgoncino e un'automobile, muore un 85enne, uno degli occupanti dell'auto, 4 sono i feriti. Incidente questa mattina ad Orsago lungo la Pontebana, ha miracolato l'autista di un'utilitaria che ha tamponato un mezzo di trasporto eccezionale carico di futrelle di ferro. Dietro front sulle mascherine, il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro ne mantiene l'obbligo sul lavoro fino a fine giugno. Sorpresi molti baristi e associazioni di categoria deluse, c'è troppa confusione. Il 92% dei pensionati trevigiani riceverà il bonus da 200 euro contenuto nel decreto aiuti, sarà erogato direttamente nella pensione e nella busta paga per i lavoratori. Decretato il fallimento della Alibert, storica azienda trevigiana produttrice di tortellini, l'ultima speranza dei lavoratori in lacrime, qualcuno la compri all'asta. Le piscine comunali di Conegliano sono a rischio chiusura. Entro ottobre l'appello del gestore al comune, serve un aiuto economico e una revisione delle tariffe. Adunata 2022, i primi alpini sono già arrivati a Rimini, saranno decine di migliaia i veneti. Nella città balneare vogliamo lanciare un messaggio di pace, dicono. Domenica la lunga diretta dello sfilamento a partire dalle ore 9. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con la cronaca. Avete sentito nei titoli, c'è stato da poche ore un incidente stradale, l'ennesimo, purtroppo incidente mortale, ha perso la vita un uomo di 85 anni residente a Montebelluna. Andiamo subito con le immagini nel servizio di apertura. Ancora sangue sulle strade della Marca, è di un morto e 4 feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto alle 18 circa a Spineda di Riese Piodecimo in via Cendrole. Si tratta di un 85enne residente in via Castellana Montebelluna, Corrado Visentin. Viaggiava con altri 2 anziani che hanno riportato lesioni non gravi. L'auto si è scontrata contro un furgoncino per cause ancora al vaglio della polizia locale della Castellana. Si sospetta una mancata precedenza. Sono stato sul posto, purtroppo si è trattato di una mancata precedenza. L'auto è stata investita da un furgone che proveniva da sud, che non ha potuto fare nient'altro, non ha potuto schivare la macchina. Non posso neanche dire che fosse qualcosa di legato alla velocità, perché da quello che sembra che il furgone non procedeva a velocità elevate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, ambulanza automedica ed elicottero del SUAM 118. Il traffico nella zona è andato in tilt. Visentin è la 20ª vittima della strada nella Marca dall'inizio di questo 2022. Purtroppo questo dimostra ancora una volta di come sulla strada sia necessario essere non attenti di più, attentissimi, perché purtroppo anche un minimo errore può essere fatale. E poi questa mattina lungo la Pontebana un altro incidente stradale, un'utilitaria ha tamponato il mezzo di un trasporto eccezionale, miracolato l'autista, guardate. Pochi centimetri e le 3 putrelle in metallo conficcate nell'auto che hanno attraversato l'utilitaria infilandosi tra i sedili avrebbero potuto ucciderlo all'istante. Impressionanti i fotogrammi dell'incidente che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 lungo la Pontebana a Orsago di fronte alla cantina vitivinicola sociale. Il conducente, un 54enne del Ghana, non è riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo pesante. Fortunatamente l'uomo ha solo riportato qualche scoriazione. È stato molto fortunato l'uomo che era dentro in macchina, ma veramente può accendere tante candele alla Madonna. Sì, è stato miracolato. L'ho visto quando l'hanno tirato fuori, ma era tranquillo. Un po' sotto shock. Penso che sì, una roba del genere. Penso che abbia visto proprio la morte in faccia. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Conegliano. Sul posto i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale. A svolgere i rilievi del caso gli agenti del distaccamento di Vittorio Veneto. L'auto articolato che viaggiava in direzione di Sacile si trovava ferma ad un semaforo rosso che conduce al centro di Orsago. La vettura che è sopraggiunta alle sue spalle proveniva invece da Godega. Sono in corso anche degli accertamenti sulla regolarità del carico sporgente.
È un aggiornamento di cronaca. In questo momento i volontari della protezione civile antincendio boschivo insieme ai vigili del fuoco stanno lavorando in località San Mor. Siamo a Vittorio Veneto, zona Cozzuolo, per spegnere un incendio che è divampato proprio nei boschi. Vedete l'immagine e le operazioni di spegnimento sono in corso proprio in questo momento. Avviso orale da parte del questore per il 21enne, voltiamo pagina, che lo scorso aprile ha ferito con un coltello un autista mom. Ricorderete l'episodio, il giovane era già stato arrestato dai carabinieri, il processo ad ottobre. Lo scorso 19 aprile a Nervesa della Battaglia era stato arrestato dai carabinieri dopo aver prima colpito al volto con un pugno, poi ferito con un coltello un autista della MOM che lo aveva fermato in quanto sprovvisto di biglietto a bordo di un bus della linea 115. Ora per il giovane 21 anni brasiliano è stato emesso anche un provvedimento di avviso orale da parte del questore di Treviso, Vito Montaruli. In attesa del processo fissato per il prossimo 24 ottobre, il 21enne è stato scarcerato ed è stato sottoposto dal giudice alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni personali aggravate, resistenza pubblica ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un episodio, quello di Nervesa, che ha nuovamente acceso i riflettori sulla sicurezza del personale a bordo dei mezzi pubblici. Controllori ed autisti sempre più spesso presi di mira da utenti non solo a parole, ma come in questo caso anche con la violenza. E poi c'è il divieto di ritorno nel comune di Treviso per 2 anni, provvedimento emesso dal questore per una ragazza di 18 anni di Montebelluna denunciata assieme ad altri 3 minorenni per furto aggravato. In concorso i 4 giovedì scorso avevano rubato una serie di capi di abbigliamento, profumi e accessori da donna ai danni di alcuni negozi di via Roma. Dunque divieto di ritorno nel comune di Treviso per la durata di 2 anni. In centro ora a Treviso con il dietrofront del governo al Liberi tutti, in tanti sorpresi questa mattina dall'obbligo scoperto di indossare la mascherina mentre erano al lavoro. Sentite come si sono espresse anche le associazioni di categoria. No, non lo sapevo. Grazie per avermi informato. Se ci fossero stati controlli la multa sarebbe scattata per più di qualcuno. L'obbligo di mascherina per chi lavora rimane, così come deciso ieri nell'incontro tra governo, INAIL e parti sociali sul protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prevale la cautela, ma chi lavora sul campo questa volta fatica a capire e ad adeguarsi. Non capisco questo perché solo noi dobbiamo tenere la mascherina. Per me è una pagliacciata che ci stanno prendendo in giro continuamente. Vedo che le ragazze non la indossano. Come ti comporterai come titolare? Adesso la faccio indossare subito anche a loro. Non è giusto, perché per noi che lavoriamo ci troviamo tanto in difficoltà. Come adesso, che io ho fortuna che ce l'avevo perché rischiavo una multa. Tutto qua. E sono 2 anni che la portiamo, quindi è pesante. Adesso andando incontro alla stagione estiva. Anche perché i clienti non ce l'avranno? No, non la portano loro, no. Va bene, siamo stati 2 anni a fare sacrifici, un mese in più, un mese in meno, possiamo ancora resistere, insomma, dai. C'è un grande dissenso da parte, diciamo, anche di tanti colleghi. Sicuramente, guardando i numeri, diciamo, la decisione può essere anche sostenuta e essere anche ritenuta saggia. Sempre la modalità con cui poi, diciamo, arrivano le notizie che fa abbastanza disperare. Più condivisione nelle decisioni invoca Confcommercio, cui fa eco anche Confartigianato, marca trevigiana, con il presidente Sartori che parla di rischio sociale, regole puntuali per prevenire dissidi nei luoghi di lavoro. Anche per i sindacati la confusione generata rischia di essere dannosa. Più utile sarebbe stato appellarsi al buonsenso e nei luoghi di lavoro ai comitati di sicurezza già presenti nelle fabbriche. A dimostrare questa tesi molti esercenti del centro che hanno scelto oggi di continuare ad indossare la mascherina comunque. Noi che lavoriamo col cibo abbiamo sempre cercato, anzi abbiamo sempre tenuto la mascherina proprio per una questione di protezione verso i clienti e insomma verso quello che serviamo. Quindi questo obbligo, non obbligo di mascherina per noi non ha inciso, insomma, più di tanto. Ecco. Quindi anche per chi cucina i fornelli al caldo? Sicuramente, soprattutto loro, ma sono loro i primi a volerla tenere, proprio per una tutela loro. Mi sono salvata fino adesso e continuerò a usarla. Quindi indipendentemente dalle decisioni del governo l'avresti tenuta? Sì, decisamente.
Governo e i 200 euro che saranno nella pensione oppure nella busta paga dei lavoratori. Pensate, la CISL ha fatto il calcolo, il 92% dei pensionati trevigiani lo riceverà. Il bonus 200 euro raggiungerà il 92% dei pensionati trevigiani. Il calcolo è della Federazione Nazionale Pensionati della CISL, che ha annotato provincia per provincia il numero di destinatari della misura contenuta nel decreto aiuti. Su 223.604 pensionati trevigiani, 206.378 riceveranno l'importo direttamente con la pensione. Un dato che osa Tina Cupani, segretario generale dei pensionati del Veneto, che ci ricorda quanto siano basse le pensioni del nostro paese. A Treviso il 30% non arriva ai 1.000 euro, 2/3 sono donne. Salendo a quota 1.500 la percentuale si alza al 57%. Un piccolo intervento utile ma che non risolve il problema del carovita, secondo il segretario generale della CISL trevigiana Massimiliano Paglini. C'è bisogno di ben altro, c'è bisogno di un intervento che miri ad aumentare i salari, quindi rafforzare la contrattazione, rafforzare la ridistribuzione della produttività nelle aziende, perché in questi anni le aziende hanno incamerato molti margini e c'è bisogno che questi margini vengano ridistribuiti. Dopodiché bisogna proseguire con gli interventi strutturali a partire dalla riduzione delle accise. Insomma, meglio stipendio meno tassato che una busta paga con una voce in più, quella dei 200 euro appunto, alleggerire la tassazione con la lotta all'evasione fiscale. Anche qua servono, si stimano 15 miliardi di euro, io penso che 9 miliardi li potremmo recuperare dall'evasione fiscale in Veneto, che viene stimata esserci ogni anno. Poi c'è il fallimento dell'Alibert, storica azienda trevigiana produttrice di tortellini, il grido di aiuto di tanti lavoratori che resteranno a casa. Alibert dichiarato il fallimento, fine di un'epoca per la storica azienda che produceva tortellini dal 1967 a Frescada di Preganziol. L'istanza di fallimento era stata presentata mesi fa da alcuni dipendenti dopo che il tentativo di salvare l'azienda da parte di una cordata di imprenditori che aveva rilevato l'azienda nel 2016 non ha portato gli effetti sperati. I lavoratori ci hanno messo di tutto di proprio per poter rilanciare, ma ahimè hanno soltanto visto andare via pezzi di produzione spostati in altri stabilimenti, hanno visto andare via clienti senza capire perché il prodotto è sempre stato un buon prodotto. Nelle scorse settimane la proprietà ha presentato i libri in tribunale e ieri è stato dichiarato il fallimento, che mette la parola fine su una storia imprenditoriale durata 55 anni legata alla produzione di tortellini che impegnava nel momento più florido una settantina di addetti. L'appello che noi oggi facciamo è quello che se qualcuno intende acquistare dall'asta, bene, le maestranze più che qualificate ci sono i ragazzi che hanno lavorato lì per tanti anni, si parla anche di gente che ha lavorato lì 33 anni. Dipendenti che dopo tanti anni in fabbrica amano ancora il proprio lavoro e nonostante il fallimento sperano ancora che la loro professionalità non vada perduta. L'amarezza e la coscienza a posto per aver dato tutto quello che c'era da fare. Ci sentiamo un po' traditi naturalmente, però abbiamo ancora un briciolo di speranza, come diceva Danilo, chi è a casa, anche quelli che sono andati via. La speranza è l'ultima a morire, se c'è qualcuno noi siamo. Le viene da piangere, si commuove. Sì, certo. Come io e i miei colleghi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo la coscienza a posto. Qualcun altro non so, penso di no, però noi non possiamo fare di più di così. Speriamo ci possa essere qualcuno che ci riaccoglie e noi riavviamo questa azienda. Dal rischio di fallimento al rischio di chiusura stiamo parlando delle piscine di Conegliano, abbiamo intervistato il gestore. Le piscine di Conegliano rischiano di chiudere entro ottobre. La difficile situazione dell'impianto a Cornu è iniziata per colpa della pandemia e peggiorata con l'aumento delle bollette del gas. Primo trimestre abbiamo avuto le spese di riscaldamento e energia elettrica che sono aumentate dell'82%. Prima pagavamo circa 40.000 euro, adesso sono
sono quasi 80.000 euro soltanto di riscaldamento e luce. Si stima che in un anno si dovranno pagare all'incirca 125.000 euro solo di bollette. Nel primo trimestre l'attività ha raggiunto un passivo di 81.000 euro, che vanno a sommarsi ai 100.000 euro degli ultimi 2 anni. Conti alla mano, la società sportiva Rana Azzurra chiede un aiuto all'amministrazione comunale. Abbiamo preparato questo conto del primo trimestre per andare a chiedere aiuto al comune, che speriamo, come hanno fatto gli altri comuni, che dia una mano, ma dare una mano non bastano 15.000 euro. Ci vogliono 200.000 euro adesso e poi rivedere le convenzioni, la convenzione esistente che scade fra 10 anni. Con i conti in rosso la società rischia di chiudere molto prima. 8 dipendenti e 20 istruttori potrebbero perdere il loro lavoro. Per discutere della questione c'è stato un incontro il 2 maggio con il comune, ma non risolutivo. Il sindaco però rassicura. I bilanci ci sono stati dati, li stiamo facendo vagliare dai nostri uffici e devo dire che sicuramente cercheremo e troveremo una soluzione, perché le piscine non possono assolutamente chiudere. Poi bisogna ragionare sulla gestione dei prossimi anni, perché se è vero che il Covid è terminato, è vero anche che l'aumento delle bollette non vede una discesa immediata. Finora nessun finanziamento. Anche chi pratica il nuoto a Conegliano è preoccupato. Abbiamo circa 180.000 presenze all'anno tra scuola nuoto, bagno libero, acquagym, atleti. Se questa realtà chiudesse, Conegliano cosa perde? Non lo so, io perderei un pezzo di cuore probabilmente, io e tutti coloro che lavorano qui da 40 anni. Poi bisogna sentire i coneglianesi cosa perdono e chi ci amministra. Uno dei simboli della politica e della vita amministrativa della nostra provincia, Brada di Piave. Oggi l'ultimo saluto a Graziano De Biasi. È stato un po' come tornare alla fine degli anni '80, oggi per l'ultimo saluto a Graziano De Biasi. A partire dal cuscinetto di garofani rossi sulla sua bara, segno distintivo della sua fede socialista. Fede politica e fede religiosa in politica, e così per un giorno i rossi del garofano sono stati fuori dalla chiesa, ma comunque davanti ai portoni a seguire la messa, mentre volti storici del bianco fiore democristiano erano dentro e tutti col cuore triste per l'addio al compagno, avversario e amico Graziano De Biasi, che aveva sempre ben chiara la distinzione tra fede laica e fede cristiana. E citavo anche la sua visita alla curva della Magnolia a prendere il giornale e ogni tanto a Sesto Uranio, magari date qua o date là. Predica, come avrebbe detto Graziano, seguita fuori dai compagni Siro Zanella, Maurizio Iacobi, Sergio Tazzer, solo per fare alcuni nomi, con la stessa attenzione di dentro degli orgogliosamente democristiani Fausto Favero, Arnaldo Brunetto, Gino Redigolo, solo per fare altri nomi di una politica spazzata via nel 92, quando, ora si può dire, De Biasi divenne presidente della provincia per una notte. Era il 24 agosto, quando alle grazie di Pireganziol, Verdi, socialisti e democristiani raggiungono l'accordo. Il 25 mattina viene eseguito l'ordine di cattura per una mazzetta da 2 milioni di lire, poi risultata inesistente. Ha avuto neanche un infortunio, ha avuto un attacco politico anche dalla magistratura che lo ha portato a soffrire tutta la sua vita. Una vita per la politica, ma soprattutto per la sua gente di Breda, come per tutta la Marca e il Veneto, che oggi l'ha ringraziato nelle parole di un Moreno Rossetto, sindaco, visibilmente emozionato. Non so quante volte mi hai portato a camminare per i campi, perché mi dicevi è meglio una guardata che 3 raccontate. Tu a me hai dato tanto e penso che tu abbia dato tanto a tutta la comunità di Breda. Ti ringrazio tanto e ti lascio andare. Ciao, grazie. Saranno celebrati invece sabato 7 alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Vidore i funerali di Chiara Lando, la 22enne morta il 28 aprile scorso a Caerano San Marco in un terribile incidente. La giovane era al volante di una Mini Cooper di colore bianco quando è finita contro un autoarticolato per il trasporto dei rifiuti. L'impatto non le aveva lasciato scampo. Sabato l'addio di un'intera comunità che venerdì sera sarà preceduta da un rosario. Ieri in Parlamento è stato presentato nuovamente il DDL Zan contro l'omotransfobia, testo che nel 2021 ha spaccato, lo ricorderete, la politica. Vi facciamo ascoltare le parole di un ragazzo transgender di Conegliano che fa un appello alla politica.
Abbiate il coraggio di credere che sia tutto naturale, perché effettivamente è tutto naturale, non è una scelta, e se arrivate a credere e a capire che non si tratta di scelte, potrete anche comprendere che questo mondo deve essere rispettato in virtù del rispetto stesso come diritto fondamentale della persona. È un appello diretto ai parlamentari veneti, quello di Brian Ceotto, ragazzo transgender di 22 anni che sui social ha raccontato il suo processo di transizione, una storia che ha fatto il giro d'Italia dimostrando la forza di un giovane che oggi chiede alla politica di portare avanti la legge contro l'omofobia e la transfobia. Proprio nelle scorse ore, infatti, il deputato padovano Alessandro Zan ha ripresentato in Parlamento il DDL che nel 2021 ha balcanizzato il dibattito politico. L'omofobia esiste, dice Brian. Può essere sia fisica che verbale, dipende da cosa può succedere. Fisico ne abbiamo visti di tutti i colori purtroppo sui giornali, ma esiste anche quella verbale che è tanto importante quanto quella fisica, perché arriva proprio nell'inconscio della persona e rimane, ma anche quella velata, cioè quella che non si dice ma si fa capire che sia omofobia o transfobia. Poi c'è chi riesce a passarci sopra e che se ne fa un baffo della situazione, e persone che purtroppo non riescono a passarci sopra e che ci stanno male a tal punto di commettere scelte inequivocabilmente scorrette per loro stessi. Quindi è importante questa legge, sul serio. Lo stesso Brian svela di esserne stato vittima più volte, un caso in particolare gli ha fatto male. Sono stato rifiutato in quanto ragazzo trans perché dal suo punto di vista dovevo fare la prostituta in un locale e non il cameriere, perché non era giusto che lui portasse un cameriere trans nel suo ristorante. Dove è successo? A Verona. Quando studiavo all'università a Verona, poi mi sono spostato a Milano, mondo più grande, più facile, insomma, vivere in una città dove non passi osservato. All'epoca il giovane non ha avuto il coraggio di reagire, oggi è tutto diverso e le parole sono nette. Risponderei solo che mi spiace che ci sia così tanta pochezza nel suo essere e che sia così ignorante da non poter credere di creare dei rapporti, instaurare rapporti con le persone che non fanno nulla di male se non esistere. La Regione Veneto ha autorizzato la somministrazione anche nelle farmacie. Stiamo parlando della quarta dose di vaccino anti-Covid, limitata ovviamente ai soggetti di età pari o superiore agli 80 anni. Lo riferisce oggi Federfarma Veneto. Abbiamo già trasmesso la comunicazione a tutte le nostre farmacie associate. Ha spiegato il presidente Andrea Bellon che verosimilmente potranno iniziare già subito le prime somministrazioni. Giusto il tempo necessario per informare gli utenti, raccogliere le prime adesioni, concordare con le aziende sociosanitarie e la consegna delle dosi. Un protocollo che è stato approvato anche da tutte le altre associazioni di categoria dei farmacisti, che andrà ad agevolare l'utenza anziana. Il nuovo provvedimento si inserisce nel solco di un percorso rodato dal 1° luglio 2021, quando la campagna di vaccinazione è partita anche nelle farmacie. Sono oltre 131.000 le dosi già somministrate nei 284 esercizi aderenti in regione. Ci fermiamo per pochi secondi, linea alla regia e poi ancora con tutte le notizie. TG Treviso, ben ritrovati. Un bilancio da quasi 2 milioni di euro per la Caritas trevigiana. Tanto è pesata la carità nei confronti delle nuove povertà e dei fenomeni migratori. 32 nuovi volontari quest'anno e poi tantissime donazioni proprio grazie ai trevigiani. Nella bilancia tra donazioni ricevute e aiuti erogati, la Caritas restituisce la fotografia della società trevigiana, il racconto di una popolazione sempre più solidale, con le donazioni che sono salite nell'ultimo anno fino a toccare quota 741.962 euro, ma dove le povertà assolute sono in aumento. Sono almeno un centinaio, infatti, tra le 232 persone raggiunte dalla Casa della Carità, che ha offerto pasti, docce, un letto, le persone che non hanno più nulla su cui contare. Con persone che magari prima avevano qualcosa, oggi non hanno più nulla. Situazioni proprio drammatiche di persone che quando si rivolgono a Caritas chiedono proprio tutto, dal vestiario al cibo, al letto dove dormire, e anche l'assistenza sanitaria che, diciamo, per quanto riguarda le medicine è uno dei capitoli di spesa significativi che abbiamo come Caritas. Medicina e polizia, con le nuove norme di sanificazione, acquisto, generi alimentari, capitoli di spesa che hanno subito gli aumenti. Con i 5 centri di ascolto distribuiti sul territorio, nell'ambito del progetto Sta a Noi, Caritas ha raggiunto con aiuti concreti 257 famiglie e 29 imprese. Dalla persona che può avere l'esercizio di parrucchiere,
bicchiera piuttosto che una pizza al taglio o attività collegate anche al mondo alberghiero che si sono trovati in difficoltà proprio a causa del lockdown, e quella fatica economica che è riscontrata in quel periodo poi si è protratta, e quindi hanno avuto bisogno proprio di un ristoro, anche soprattutto per aiutare anche la famiglia che magari... Dagli incontri nelle scuole, oltre 2000 gli studenti raggiunti al doposcuola, fino al sostegno delle persone detenute in carcere. Sul fronte dell'accoglienza ai migranti sono un centinaio le famiglie ucraine cui la Caritas ha dato supporto, che vanno ad aggiungersi a tutti gli altri che l'emergenza ucraina ha reso più invisibili. La rotta cosiddetta mediterranea e anche la rotta balcanica sono due vie che ad oggi sono ancora seguite dai migranti che continuano ad arrivare, e anche dai numeri del Viminale si vede che l'aumento è del 20%, ecco, già ad oggi, insomma. Entriamo in ospedale, innovativo intervento chirurgico al Cafoncello, dove una paziente con un tumore al colon e prolasso dell'utero è stata operata per la prima volta all'ospedale di Treviso per via laparoscopica e dunque senza incisioni addominali. Per raggiungere gli organi da trattare è stato sfruttato l'accesso naturale vaginale. Dopo l'asportazione del tumore e la rimozione dell'utero, la donna è stata in grado di alzarsi dal letto già poche ore dopo l'intervento, per essere dimessa 4 giorni più tardi. Non facendo ricorso ad incisioni, riferiscono i sanitari, si hanno non solo vantaggi estetici ma anche una notevole riduzione dei rischi di infezione della ferita e delle possibili ernie. Le pazienti possono così riprendere precocemente ogni attività. Le tecniche mini-invasive sono il presente e il futuro della chirurgia nella sanità veneta, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, e ovunque si stanno registrando progressi e novità. Bravi stavolta il Cafoncello di Treviso ad applicare questa modalità di intervento su una paziente molto complessa. Adunata 2022, i primi alpini trevigiani sono già arrivati a Rimini. Parliamo ad esempio di Sebastiano Favero. Qui tutto bene, siamo arrivati da Ravenna, dove abbiamo incrociato di nuovo gli alpini del battaglione Venzone e abbiamo fatto la serata con loro. La tabella di marcia è stata rispettata e, trattandosi di penne nere, non poteva essere altrimenti. Hanno raggiunto Rimini nelle scorse ore i 4 alpini, 3 bellunesi e un bassanese, partiti lunedì da Trichiana, che poi hanno fatto tappa a Mogliano, Adria e Ravenna. 300 chilometri tutti fatti a bordo di una bici Graziella. L'atmosfera è quella giusta. Se continuiamo a divertirci così sarebbe il massimo. Volevamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, ospitato, ma anche in particolar modo macchine e camion che veramente rallentavano. Nella peggiore delle ipotesi ci passavano a 2 metri per evitare di urtarci, quindi bravi. Ma sono in tanti ad aver raggiunto la città balneare già nella giornata di oggi, compreso il presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero, trevigiano doc di Pederobba, che assicura un evento dai grandi numeri che parlerà come sempre soprattutto veneto. Saremo sicuramente ai livelli delle ultime adunate, se non di più, e quindi anche la parte di partecipazione veneta, che voglio ricordarlo, è quasi un 35% dell'intera Associazione Nazionale Alpini, sarà sicuramente notevole. Solo dalla Marca potrebbero partire in oltre 5.000 tra alpini e familiari, una dunata tutta da vivere e dal messaggio prorompente. Tornare a riconciliarci con tutto quello che abbiamo dovuto passare in questi 2 anni di pandemia. Purtroppo, voglio ricordare, non è ancora una cosa finita da un lato, e dall'altro questa guerra che è scoppiata in Ucraina vicino a noi veramente ci rattrista. Però vogliamo guardare in avanti, vogliamo sperare nel futuro. A spiegare il perché per un alpino la dunata sia imprescindibile è Venturino Cagnato, consigliere storico dell'ANA Trevigiana e coordinatore dei 120 cori alpini della dunata di Treviso 2017. Cominci a rivivere quello che è sempre stato dentro di te, perché la vita alpina non si dimentica, come dicevo anche prima, ricordi belli e meno belli, però è sempre dentro il tuo cuore tutto quello che hai vissuto. Allora manca davvero poco per la diretta ovviamente della Dunata, il lungo sfilamento, 93esima edizione Adunata Rimini San Marino, che ovviamente noi seguiremo. La diretta partirà alle 9 del mattino per raccontarvi la grande marcia per la pace delle penne nere del nostro territorio e di tutta Italia.
E sono state fissate oggi dalla Giunta regionale invece le date del nuovo calendario scolastico valido per l'anno scolastico 2022-2023 nelle scuole del Veneto. Bambini e ragazzi delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione torneranno in classe lunedì 12 settembre. La conclusione delle lezioni invece è programmata per sabato 10 giugno 2023. Per le scuole dell'infanzia si parte anche qui il 12 settembre come le altre scuole, mentre la conclusione delle attività è fissata al 30 di giugno. Partiamo ora con le notizie del bellunese. La cronaca in apertura: un 19enne bellunese è finito al pronto soccorso del San Martino a causa di un'aggressione compiuta da una quindicina di minorenni. Siamo al Parco Città di Bologna. L'episodio violento accaduto nei giorni scorsi sarebbe stato causato da una storia che il maggiorenne ha avuto con l'attuale fidanzata del capobranco, finita senza un chiarimento che invece il ragazzo pretendeva. Il branco ha perciò atteso il giovane, l'ha accerchiato, fatto inginocchiare, colpito a pugni e schiaffi. L'intervento di alcuni testimoni ha evitato il peggio. 2 componenti della banda sono indagati in concorso. Il fascicolo per lesioni è ora al vaglio della Procura dei minori di Venezia. Indagini e accertamenti sono stati svolti dalla Polizia di Belluno. Passandoci si può anche non farci caso, ma quei lavori in corso alla fine dell'abitato di Calalzo lungo la strada 51 delle Magna ci sono da quasi 2 anni, legittima la rabbia dei cittadini. Cantieri ANAS a Calalzo. Entro il mese nuovo prezzario e accettazione dei lavori con l'intervento alle Marmarole verso la conclusione. Questi gli auspici espressi nei confronti di una situazione che si protrae ormai da quasi 2 anni, quando il cartello di inizio lavori li prometteva terminati entro 30 giorni. Ho avuto l'assicurazione dell'ANAS che l'affidamento verrà nel prossimo mese, che se la parte riguardante i lavori del bivio Marmarole non verrà affidato, ANAS interverrà direttamente per finire i lavori. Altra parte invece quella riguarda il bivio della stazione, laddove invece se non si troverà un accordo con le ditte per l'aumento dei prezzi si dovrà andare a nuova gara, che significherà ulteriore tempo. Credo che i nostri cittadini meritano molta più attenzione, la meritino anche per la pazienza che hanno portato in tutti questi 19 mesi e che i lavori debbano essere conclusi nella maniera più veloce possibile. L'auspicio è comunque che ANAS riesca a chiudere presto la procedura e si possa così portare a compimento in tempi rapidi l'intervento all'incrocio sulla statale 51 bis in un bivio su cui si affacciano 2 VAR e 2 alberghi. Speriamo che le promesse vengano mantenute e che purtroppo a fine stagione, ma almeno a fine stagione, venga sistemato questa indecenza, direi. Uno scempio per il turismo che pensiamo di poter fare, uno scempio, una vergogna. Hanno promesso che lo finiscono. Cosa hanno detto? Che lo finiscono. Ma per quanti anni? 10? Perché è così pessimista? Perché sono già 10 anni che hanno cominciato a fare il marciapiede e poi dopo si sono fermati e poi non potevano farlo. Poi hanno cominciato il lavoro a novembre, là così, e adesso è un anno che sono fermi. Adesso non so, aspetteranno il fine delle Olimpiadi forse. Ma c'è poco da dire, che questa situazione qui, sia qui che sulla statale, sono anni che sono fermi e è una vergogna e basta. ANAS ha rilevato come i continui rincari dei prezzi delle materie prime stiano scoraggiando le imprese ad accettare i lavori, ma intanto è stato chiesto e ottenuto che venga ultimato al più presto l'intervento alle Marmarole. E spetterà al nuovo sindaco di Belluno inaugurare il Museo Triveneto dell'Immigrazione. Questo è quello che si augurano i promotori. Museo Triveneto dell'Emigrazione. La storia ha già qualche anno, ma forse ora ci sarà la svolta definitiva. Mentre Genova si appresta a inaugurare quello nazionale e Napoli si candida a ospitarne uno per il sud, Belluno dovrebbe averne uno che in questo senso rappresenti la storia di tutto il nord-est, che tanto ha pagato in termini di emigrazione. Le 3 regioni del nord-est hanno dato moltissimo in termini di emigrazione, di percentuale in emigrazione. Abbiamo raccolto oltre 12.000 firme per quella petizione, poi la pandemia ha bloccato un po' tutto, però abbiamo ripreso questa iniziativa, questo progetto, soprattutto perché a Genova
verrà inaugurato a giorni il Museo Nazionale. Con l'amministrazione uscente se n'era parlato individuando la location, i locali dell'ex MOI di Via Feltre, scelta che consentirebbe al contempo la riqualificazione di tutta la zona. I bellunesi nel mondo ne hanno parlato con tutti i candidati sindaco e tutti avrebbero manifestato la propria adesione ad un concreto proseguimento del progetto. 4 anni fa abbiamo lanciato un'idea che nessuno si aspettava, abbiamo raccolto molte adesioni, mancano le risorse economiche. Con la prossima amministrazione comunale di Belluno cercheremo di definire la disponibilità dell'area del fabbricato che viene messo a disposizione e cercheremo di costruire anche alcune opportunità che magari i bandi europei possono offrirci. Ultima puntata davvero imperdibile per la Zanzega di Lele Marcassa e Ivo Gallo. Questa sera alle 21:15 proporranno il meglio di questa intensa stagione alla scoperta dei luoghi più belli del nord-est. Arte, natura, enogastronomia, questi gli ingredienti del programma itinerante di Antenna 3. Siamo alle previsioni del tempo, in chiusura come sempre ovviamente uno sguardo sul meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interesserà il nostro territorio. Venerdì 6 maggio il tempo risulterà spiccatamente instabile, ma diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, come vediamo, per buona parte della giornata. Probabile diradamento, esaurimento dei fenomeni su gran parte del territorio a partire dalla sera. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime invece in lieve calo, oscillanti tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà molto nuvoloso, con piogge sparse e intermittenti, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, rovesci sparsi per tutta la giornata, migliorerà poi nella notte. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.